Siamo con l'assessore Marcato e parliamo di energia, in particolar modo di energie rinnovabili. Ci riassume velocemente la situazione del Veneto ad oggi, a quasi la fine del 2025. Ma intanto diciamo che è una situazione assolutamente positiva rispetto ad altre regioni, vorrei dire Florida. Florida perché, ricordiamolo, il Veneto aveva un target, cioè un obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2020 del 10,3%, noi abbiamo chiuso l'anno con il 18,7%, quindi di fatto quasi il raddoppio del nostro obiettivo. È la seconda regione per fotovoltaico installato. Ricordo che noi, a differenza di altre regioni che continuano a fare polemiche, noi abbiamo il rigassificatore e io a gennaio di quest'anno l'ho pure potenziato. Siamo la terza regione per energia prodotta da pompe di calore, siamo la seconda regione per energia prodotta da geotermia. Abbiamo sfruttato tutto quello che era sfruttabile per quanto riguarda l'idroelettrico e siamo al 6% di produzione rispetto al totale nazionale. Siamo partiti per primi con la legge sulle comunità energetiche quando ancora non c'erano i decreti, ma siccome ci credevamo molto siamo partiti per primi, abbiamo fatto una legge di promozione e costituzione delle comunità energetiche. Ci abbiamo visto lungo perché oggi siamo la regione con il più alto numero di comunità energetiche del paese, così come siamo stati i primi a dotarci di una legge sul fotovoltaico. Questa è la situazione energetica della Regione Veneto e oggi noi presentiamo il nuovo piano energetico perché abbiamo obiettivi molto ambiziosi, ma che accompagneranno il Veneto nei prossimi anni verso una transizione energetica, ecologica e ambientale vera, fuori dagli slogan, ma sostenibile ed etica. Ecco, come sarà il futuro? Come ci vediamo veramente nel famoso Agenda 2030, come vede la situazione del Veneto? Ma io sono assolutamente ottimista perché abbiamo costruito questo nuovo piano energetico condividendolo con il territorio, con tutte le istituzioni interessate e soprattutto con gli enti locali. È un piano energetico di alto valore scientifico, è fattibile, gli obiettivi sono assolutamente raggiungibili e sono obiettivi importanti. Teniamo conto che questo è un piano energetico che cuba complessivamente 8,7 miliardi di euro di risorse con un piano, con un valore di produzione, quindi con un PIL prodotto di 19,7 miliardi di euro per 107.700 nuovi addetti. Tutto questo riducendo la dipendenza energetica dal 50 e passa per cento di oggi al 34%, quindi una sfida davvero importante. Le comunità energetiche e la reazione dei sindaci nei confronti delle comunità energetiche. Ma vedo che molti sindaci le stanno facendo, io mi auguro che le facciano tutti, perché approfitto anche della vostra ospitalità per ricordarlo, la comunità energetica è uno strumento che consente a chiunque di produrre energia in loco, usarla e nel caso dei sindaci consente di produrre energia e di poterla dare anche a chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Quindi la comunità energetica dà la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili, abbattendo i costi e avendo anche questo elemento etico di attenzione ai più deboli e ai fragili. Per cui insomma invito tutti i sindaci a fare le comunità energetiche, ricordo che ci sono incentivi importanti sia statali che regionali. E ha parlato di idrogeno durante il suo intervento. Come vede la diffusione di questo sistema di energia? Allora, se c'è la giusta diffusione, prima di tutto culturale, su questo tema, io resto assolutamente ottimista. È un'energia più difficile rispetto ad altre fonti energetiche, però abbiamo già dei segnali interessantissimi. Abbiamo inaugurato qualche settimana fa a Porto Marghera un impianto davvero molto importante che, tra l'altro, ricordo è arrivato lì perché noi su Porto Marghera abbiamo creato la ZLS, che è uno strumento straordinario di attrazione di investimenti perché abbatte le tasse e riduce le complicazioni burocratiche.